Tra Noveggio Virtus e Vibonese, rispettivamente quarta e terza forza nel girone I di Serie D, finisce senza vinti né vincitori, ma con un punto a testa che muove per entrambe la classifica. La squadra barcellonese, guidata da Francesco Di Gaetano, ha provato come sempre ad imporre il proprio gioco. Dall'altra parte però i rossoblù dell'ex Città di Sant'Agata Michele Facciolo e del DS Ettore Meli hanno dimostrato di essere formazione ben organizzata, e sono proprio gli ospiti a provarci dopo 15 minuti con Berardi che penetra in area, ma al momento di calciare trova il decisivo intervento in scivolata del classe 2007 Maggio. Rossoblù che si fanno vedere anche al 29esimo con il destro di Terranova dal limite bloccato in tuffo da Belmonte. Poi Ligia Virtus prova a rispondere al 33esimo, Aperi entra in area calabrese e finisce giù reclamando un possibile rigore ai suoi danni, ma il signor Adis dice di no. Giallorossi che insistono e al 37esimo Trombino di testa manda alto il cross da sinistra di Calafiore. Nella ripresa però la Vibonese alza i giri del motore sfiorando più volte il vantaggio. Al secondo minuto con Squillace il cui sinistro da fuori si stampa sul palo alla destra del portiere che blocca il successivo tiro dei rossoblù, ma in posizione di fuorigioco. 10 minuti dopo con Terranova che dagli sviluppi di calcio di punizione chiama Belmonte alla parata, e al minuto 60 ancora con Squillace la cui staffilata da calcio piazzato è fermata ancora una volta dai Legni. Ligea tenta di scuotersi protestando al 70esimo per un possibile penalty ai danni di Trombino, ma anche in questo caso il fischietto di Mestre lascia giocare. Barcellonesi pericolosi poco dopo con un cross dalla destra di De Marco che si spegne fuori di un soffio. Poi nel finale Vibonese alla ricerca del gol vittoria, ma anche il tiro cross dal fondo di Alagna deviato prima e il colpo di testa di La Torre subito dopo non sortiscono l'effetto sperato. Ligia Virtus si porta a quota 11 punti in classifica e scivola in sesta posizione, mentre la Vibonese si conferma al terzo posto con 15 punti.